Lo hanno ribattezzato il Tesoro di San Clemente, 20 grandi dipinti e 8 sculture del 600 e 700 di cui l'Ulstra Serenissima è tornata in possesso e ha restituito, dopo decenni di oblio allo sguardo del pubblico, attraverso una pinacoteca allestita all'ospedale civile. Noi stiamo realizzando una struttura qui che ha il massimo della tecnologia, però abbiamo anche il massimo della cultura per la città di Venezia. Nel 1992 queste opere furono escluse dalla vendita a privati dell'isola di San Clemente, all'epoca manicomio centrale femminile veneto, chiuso per effetto della legge Basaglia, oggi albergo a 5 stelle. Queste opere sono rimaste in custodia in un deposito del Museo del Patriarcato, visto che in quel periodo l'amministrazione dell'ULSS non era in grado né di garantirne la tutela né di esporli con le dovute condizioni di salvaguardia. Io avevo il terrore di questi 30 anni passati, come dire, che come un'ombra continuavano a coprire questa ferita aperta sulla città, come dire, che per noi era una cosa molto forte in termini negativi, no? Dovevamo assolutamente curare questa ferita. Ci sono voluti quasi 4 anni per concordare una soluzione tra i vari soggetti interessati e certificare la legittima proprietà di questo patrimonio. C'è stata la convergenza del patriarcato, della sovrintendenza, dell'USL, dell'amministrazione comunale e un qualche cosa che si dava perduto e che è rimasto fuori dalla disponibilità dei cittadini veneziani oggi viene esposto